se c'è qualcuno che pensa di fare il furbo, quello va punito. Messaggio chiaro del sindaco a quanti pensano di fare o stanno gestendo un bed and breakfast abusivo. Un messaggio indirizzato a molti, stando alla denuncia di ieri ai nostri microfoni dell'artista Beppe Mora, che gestisce con la moglie una struttura di accoglienza in perfetta regola. Un settore in piena crescita, stando ai dati del comune. È cresciuta una rete di B&B regolari e di questo dobbiamo essere contenti. Ci sono delle strutture ricettive che hanno deciso di investire, di rinnovare e quindi anche questo mi conforta. Del resto basta guardarsi attorno, soprattutto nei fine settimana, per vivere la pacifica invasione di tanti turisti che vengono a visitare Treviso e la Marca. Treviso sempre più turistica, è l'unica città capoluogo del Veneto che è cresciuta in doppia cifra, più 13% nei primi 6 mesi del 2019 per notti passate in città, quindi credo che la strada che abbiamo intrapreso, quella dell'internazionalità, della qualità, sia quella giusta e lo possiamo fare grazie anche a attività come queste che offrono ai nostri cittadini e anche ai turisti dei prodotti di altissima qualità. Sindaco presenta la riapertura della Campana, negozio che vanta quasi un secolo di presenza in città. La Campana esiste dal 1922. Oggi aprirne uno è una grande sfida ed è molto difficile in questi tempi qua. La cosa che mi ha permesso di fare tutto questo, oltre ai titolari dello stabile, è stata proprio la collaborazione con le aziende. Un segnale che deve essere di collaborazione sia tra imprese che con il comune, che punta tanto sul ritorno del commercio in città. Da quando sono sindaco sono molte di più le aperture rispetto alle chiusure. C'è da dire che però andando ad analizzare le aperture vedo che dietro a questi nuovi negozi che aprono ci sono degli investimenti importanti, segno che la gente ci crede veramente, quindi non sono attività di passaggio ma sono attività che vogliono crescere nella nostra città. Commercio per un turismo che a volte arriva da lontano per coronare un sogno d'amore. Sono reduce da un matrimonio di due persone che arrivano da Helsinki e hanno scelto Treviso per celebrare il loro matrimonio.